Tra queste 28 bellissime, 5 si aggiudicheranno i titoli in palio, le prime 3 parteciperanno alle finali regionali di Miss Italia, quindi per loro il primo scalino è già superato. Ed eccole qui le candidate al titolo di Miss Fragola Campo San Piero 2018. Miss Fragola Campo San Piero 2017 e ovviamente vincitrice di questo titolo importantissimo che è quello di Miss Veneto. le facciamo uscire insieme, che dite? Sì, le vedo? Dai, facciamole uscire insieme, dai, forza, adesso sì, fate un bel applauso, lasciamo un po' di musica, grazie.
Bene, allora ragazze, qui c'ho tutto. Inizierei col chiamare Michele Caruso, che premierà la quinta classificata, quindi Miss Interflora. Buonasera Michele, grazie. Come andate in giuria? È intimidito, ha finito i conti adesso, è stravolto. Bene. Quinta classificata, ricordiamo che ne premiamo 5, le prime 3 accedono direttamente alle finali regionali Veneto di Miss Italia. Quinta classificata è la concorrente numero 27, Valentina Sartore di Montegrotto. E lei la quinta classificata che si aggiudica il titolo di Miss Interflora. Complimenti Valentina. E intanto gli amici da casa continuano a seguirci, siamo sempre qui a Campo San Piero, grazie Michele, grazie a lei. E andiamo con la quarta classificata, chiamerei Enrico Concolato, è lui che premierà la quarta classificata. Arriva con la fascia. Buonasera Enrico, grazie Enrico. Io ho ringraziato prima il presidente della Proloco, voglio fare un ringraziamento anche a Enrico perché siamo riusciti a portare anche quest'anno questo importante evento, il marchio di Miss Italia qui a Campo San Piero. Bene, vi faccio da parte, quarta classificata, la concorrente numero 8, Jessica Zuanetto di Villafranca Padovana. Grazie. E andiamo a premiare la terza classificata, Andrea Luisetto sul palco con la fascia di Miss Love Nature. Buonasera a lei. Al centro del palco, terza classificata, attenzione, la terza classificata è ammessa alle finali regionali in Veneto di Miss Italia, lei è la concorrente numero 15, Aurora Cardin di Venezia. Dov'è Aurora? È lei! Messa la fascia Loves Nature, grazie, insieme per la foto con Dino Giulia, fate la foto insieme, molto bene. Come va da casa laggiù? Tutto bene? Stanno tutti bene a casa? Sì? Tutti tranquilli a guardarsi la diretta? Bravi, voi guardate sempre in diretta, state sempre collegati voi sulla pagina Instagram, seguite Instagram, la pagina Instagram di Miss Italia Veneto. Bene, a questo punto la terza ce l'abbiamo, è qui e lei ha messo le finali regionali Veneto. Vice sindaco Attilio Marzaro, sarà lei a premiare la seconda classificata con il titolo di Miss Rocchetta. Buonasera. Buonasera a lei, grazie. Al centro del palco, seconda classificata, anche lei ammessa alle finali regionali Veneto di Miss Italia. Lei è la concorrente numero 3, Selene Rossi di Roncaglia di Ponte San Nicolò in provincia di Padova, che si prende il titolo di Miss Rocchetta, che viene assegnato alla seconda classificata. Molto bene. Grazie anche a lei, grazie. E a questo punto sul palco arriva il sindaco Katia Maccarone, che abbiamo conosciuto prima, Giampaolo Mistro, il presidente della Proloco di Campo San Piero. Dovrebbe arrivare anche, buonasera sindaco, dovrebbe arrivare anche Paola Rizzotti, titolare dell'agenzia Modashoe.it, esclusivista di Miss Italia in Veneto. Vorrei anche che Katy Stevanato con noi sul palco, mi farebbe piacere ci fosse anche lei, la nostra Miss Fragola Campo San Piero 2017. Vince il titolo di Miss Fragola Campo San Piero 2018 la concorrente numero 16, Seomi Daruca Fernando, e lei la vincitrice di Miss Fragola Campo San Piero 2018. Arriva la fascia che è stata fatta mettere dal sindaco e quindi la corona dalle mani del presidente della Proloco. Però io un bel applauso lo voglio anche per tutte le altre concorrenti che sono state tutte
bravissime, straordinarie, le ringraziamo. Giulia la concorrente numero 1, Morena la numero 2, Selena la numero 3, poi Sara, Jessica, Giada, Linda, Jessica, Giulia, Zoe, Aurora, Giovanna, Francesca e poi ancora abbiamo avuto Serena, Aurora, Seumi, Valentina, Silvia, Sabrina, Chanel, Martina, Shani, Evelyn, Gloria, Martina, Alessia, Valentina, Maria Letizia. Loro sono state le grandi protagonisti di questa serata e la cosa che noi diciamo sempre: non mollate ragazze, perché questa è solo la terza selezione che abbiamo fatto in Veneto. Il percorso è ancora davvero molto lungo per arrivare poi il 20 di agosto alla finale regionale di Miss Veneto, che si terrà anche quest'anno in piazza Aurora Jesolo, ovviamente con le tappe delle varie finali regionali legate alle aziende sponsor anche di quest'anno. Quindi complimenti ragazze. Dobbiamo aggiungere qualcosa? Sì, Endimione Gioielli. Lei lì che guardava: ma non mi vuole regalare il presentatore il gioiello? Ma certo che te lo regaliamo, ma non sono io che te lo regalo, è Endimione Gioielli, il gioiello di Miluna che ti viene regalato alla prima classificata. Eccolo qui. A questo punto salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito da casa, ci vediamo alla prossima selezione. Il 18 saremo in fiera a Padova con ospite Alice Rachele Arlanca, Miss Italia 2017, e poi saremo il giorno 20 al centro commerciale con Eddie Conegliano. Detto anche questo agli amici che sono a casa, così l'avete saputo anche voi. Grazie ai giurati che sono stati con noi, grazie Campo San Piero, grazie a tutti, siete stati straordinari. Grazie, ciao, buona serata.